Sanità in Veneto. Luccica, ma non è tutto oro. Lo dicono i cittadini. La carenza dei medici di base è stata una delle grandi lacune. Per troppo tempo i corsi di formazione specifica hanno prodotto pochi medici di medicina generale, col risultato che oggi, solo nell'area dell'Ulm Sottoberica, mancano 108 dottori, con migliaia di pazienti che sono rimasti scoperti, e i sindaci hanno toccato con mano il malcontento. Abituali sono le lamentele nei confronti del sindaco, che spiega come non sia una questione di sua competenza. Ecco, di chi è la competenza? Io spero che l'USL possa a breve intervenire su questo, riuscendo a tamponare le numerose situazioni di difficoltà che si sono create sul territorio. Sì, la scontentezza c'è ed è sulla medicina generale del territorio. Il territorio ha bisogno di investimenti e ha bisogno di essere considerato di più. A Montegalda ha pesato molto la chiusura della Guardia Medica, un servizio su cui la zona e i comuni attorno facevano molto affidamento. Ricevere una comunicazione dall'oggi al domani sulla chiusura della Guardia Medica non è stato una notizia felice da apprendere, e quello che abbiamo chiesto è di essere maggiormente informati e di stringere quelle che sono le relative comunicazioni tra i due enti, quindi tra quella che è l'ULSS e quella che siamo noi sindaci. Per non parlare del reperimento dei medici, figure che hanno una valenza sociale importantissima nei grandi centri e ancora di più in quelli piccoli. Attualmente, oltre al problema della Guardia Medica, abbiamo anche una questione che riguarda la sostituzione dei medici di base. Fortunatamente uno dei due medici che è andato in pensione è stato sostituito, l'altro purtroppo no. Anche qui speriamo ci possa essere un pronto intervento, un intervento che porti alla sostituzione di questo medico, in quanto l'assenza per circa 1500 pazienti di un medico di riferimento crea notevoli disagi, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione. Pensiamo agli anziani e magari alle persone che hanno difficoltà di mobilità. Domani, 1° giugno, la conferenza dei sindaci dell'ULSS sarà chiamata alla valutazione dell'anno 2021 del direttore dell'ULSS Berica. Nella valutazione, quanto peseranno i problemi che la sanità veneta ha dimostrato di avere, a cominciare dalla carenza dei medici? Una domanda a cui solo i sindaci, in rappresentanza dei cittadini, potranno rispondere con i loro voti. Non sarà un voto massimo, ma sarà un voto che esprime una preoccupazione e una critica da parte nostra. È chiaro comunque che la collaborazione con l'USL diventa importante nel momento in cui si devono fare richieste per la medicina territoriale, e le richieste chiaramente devono essere fatte direttamente alla dirigenza regionale. C'è una situazione di non gestione ideale che è evidente. Io credo che l'impegno possa essere premiato e che soprattutto nella consapevolezza di risoluzione di questo problema, che è quello dei medici di base e delle guardie mediche nei piccoli territori. Diciamo che l'operato è stato un buon operato, ma riteniamo che possa essere sicuramente migliorato e migliorabile, per cui anche un voto di incoraggiamento credo che sarà ben gradito da parte della direzione generale, proprio per un passaggio comune da qui in avanti.